C'è chi passeggia, chi fa jogging, chi pedala. Il Muson dei Sassi a Castelfranco è meta in queste giornate di castellani che vogliono immergersi nella natura. Ad accorgersi della buona frequentazione, soprattutto femminile, anche un pensionato di 63 anni che ha deciso di fare del Lungofiume un teatro in cui esibire le proprie attitudini più intime. Lo abbiamo preso dopo le segnalazioni di alcune donne che testimoniavano i ripetuti strippi dell'uomo, 65enne del luogo, anche di fronte a due ragazzine minorenni, una di 11 e l'altra di 13 anni. Calzoncini, magliette e scarpe da ginnastica, questo è il costume di scena. Fingendosi anch'esso uno sportivo amatoriale, alla prima buona occasione palesava le vere intenzioni, abbassando la cintura. Fondamentale per dare un volto all'uomo la ripresa video fatta da un telefonino da una donna che aveva denunciato l'accaduto e che più volte ha dovuto assistere suo malgrado allo show. I carabinieri lo hanno pedinato in borghese per qualche giorno, poi nel momento clou dell'ennesima esibizione sono intervenuti. Il 63enne di Castelfranco Veneto è stato denunciato per atti osceni.